Buongiorno a tutti, io sono Carlo Dorizzi, dirigo il reparto di ostetricia e ginecologia degli ospedali riuniti Padova Sud a Schiavonia, Felice. Io sono Rita Chiari e dirigo l'unità operativa complessa di oncologia medica. Padova Sud è costituita da due ospedali, due metà. Metà sta agli ospedali riuniti Padova Sud e l'altra metà all'ospedale di Piove di Sacco. Ecco, io e il dottor Dorizzi siamo arrivati a Schiavonia, l'ospedale riuniti Padova Sud, più o meno nello stesso periodo. Io a gennaio del 2019 e lui qualche mese prima, era agosto del 2018. Entrambi con il primo incarico di direzione di struttura complessa, quindi entrambi molto inesperti, sì, ma anche molto motivati, certo. E quindi con molta voglia di fare. Di creare percorsi, di creare possibilità di comunicare fra i vari reparti, perché appunto comunicare è uno degli aspetti più importanti del percorso di cura del paziente, cioè che i propri professionisti che girano attorno al paziente comunichino correttamente fra di loro. E siamo qui oggi proprio per parlarvi di questo, per parlarvi dell'importanza dei gruppi oncologici multidisciplinari e di una gestione adeguata di questi gruppi che rappresentano il cardine della multidisciplinarietà e della multiprofessionalità in oncologia. Vediamo, abbiamo due immagini che possono aiutare a focalizzare i concetti. Questa è un'immagine che il gruppo dei volontari, ci sono il gruppo dei volontari che abbiamo creato nell'ospedale di Schiavonia, mi aveva chiesto di fare un corso per preparare i volontari a stare vicino ai pazienti oncologici. Questo avveniva, vedete, nel 2019 e mi fecero fare una relazione molto buffa, cioè la domanda era: perché diventare oncologo? È una cosa che mi chiedono spesso anche quando vado a cena al ristorante, quando so con gli amici in pizzeria: perché hai fatto l'oncologo? È una professione che appare molto triste vista dall'esterno. In realtà secondo me questo non è vero, e i punti che rendono vivace e interessante questa professione sono sostanzialmente tre. Il fatto che ogni paziente è diverso dall'altro, e questo penso che sia comune a tutte le specialità, vero? Direi proprio sì. E poi un altro aspetto è la motivazione della ricerca clinica, che per me è un punto importante dell'oncologia. Gli oncologi, dice il mio amico chirurgo, che sono quelli che dicono agli altri quello che devono fare e che quindi cercano appunto di studiare il caso, di studiare anche quello che c'è dietro e cercare di tirare le fila nel singolo paziente e anche nel produrre dati di ricerca interessante. Quindi diventa come un'attitudine che gestiamo nella vita di tutti i giorni, quella all'insegnamento e al tutoraggio. Poi vi mostriamo un'immagine felice dell'ospedale di Schiavonia che risale al 4 ottobre del 2019. Questo fu il primo evento in cui si portava negli ospedali riuniti Padova Sud quella che è l'Università del Veneto. Vedete nella foto in basso ci sono i due professori ordinari del Veneto, rispettivamente di Padova e di Verona, con me, che parlano di Molecular Tumor Board, proprio un argomento che si allaccia al concetto di gruppi oncologici multidisciplinari, di cui proviamo a spiegarvi nei prossimi minuti, perché appunto l'oncologia è multidisciplinare. Dobbiamo fare squadra per raggiungere i nostri obiettivi. E il concetto del gruppo oncologico multidisciplinare non è un concetto nuovo, è un concetto piuttosto vecchio. Infatti la consensus europea che dichiarava assolutamente necessario gestire i pazienti oncologici nell'ottica della multidisciplinarità addirittura del 2008. Perché è così importante parlare? Sembrerebbe un concetto, diciamo, scontato e stupido, ma quando il percorso di cura si fa complicato è proprio questo il problema: riuscire a raccogliere le informazioni in forma sintetica in modo che tutti i componenti
del team di cura del paziente abbiano chiaro tutti gli elementi importanti e si tiri fuori una decisione condivisa. Comunicare aumenta, migliora la qualità dell'assistenza. Non è un dato che vi raccontiamo io e il dottor Dorizzi qui oggi, è un dato solido che viene da studi clinici di letteratura. Ci sono molti studi fin dalla fine del 2010-2009, così, che dimostrano che nelle neoplasie a alta mortalità, per esempio le neoplasie del polmone, le neoplasie del testacollo, ma poi questo discorso è stato esteso nel corso degli anni un po' a tutti, che la gestione multidisciplinare corretta del caso aumenta, pensate proprio, la sopravvivenza. Guardate che il concetto di dimostrare che con un qualcosa io aumento la sopravvivenza per una neoplasia è una cosa molto complicata. Facciamo degli studi clinici da 1000 pazienti per dimostrare che prolunghiamo la sopravvivenza con un certo farmaco di 2-3 mesi. Quindi dire che semplicemente gestendo in maniera corretta un gruppo oncologico multidisciplinare aumenta la sopravvivenza è un concetto non da poco. È un concetto non solo di qualità e di robustezza, mi viene da dire, no? In termini di mole di letteratura scientifica che ci sta alle spalle, è un concetto anche di robustezza come dati clinici, perché ovviamente il ritorno che abbiamo è il ritorno da parte dei pazienti, delle pazienti nel mio caso, visto che mi occupo di neoplasie ginecologiche, e forse mi viene da dire anche un concetto intuitivo, no? Il fatto di accomunare, abbiamo detto che la parola chiave, la parola d'ordine oggi è multidisciplinarietà, però questa parola è una parola un po' magica, perché in realtà sta a significare in maniera intuitiva che condividere le esperienze, mettere insieme più teste, più occhi che guardano, che parlano, più bocche che parlano alla stessa persona, sicuramente è vantaggioso per quella persona stessa. Questo credo sia un ragionamento banale, ma altrettanto efficace per poter dire che se non sono l'unico che mi prendo cura o prendo in carico una persona, forse ho maggiori probabilità di essere efficace nella sua cura, nella sua terapia, se posso avvalermi dei colleghi che a diverso titolo e con diverse competenze poi entrano in gioco proprio per fare squadra. E in questo senso direi che così il nostro focus di oggi, gruppi oncologici multidisciplinari, rappresentano un po' la cartina di tornasole, ecco, di questa nostra esperienza, un'esperienza che, come diceva la dottoressa Chiari, è nata quasi un po' per sfida. Quando ci siamo incontrati la prima volta, prima mi raccontava la dottoressa, le dissi resisti. Resisti è un concetto che sta a significare diamoci una mano, mettiamoci il cuore oltre che le nostre competenze, perché solo insieme possiamo raggiungere determinati obiettivi. E questo è il minimo comune denominatore che che abbiamo perseguito per tutto l'anno 2019. La nostra esperienza con i GOM è riuscita a partire nel maggio del 2019. Sì, ecco, mi viene dato per questo incarico dalla direzione strategica e siamo riusciti a fare il primo incontro del gruppo oncologico multidisciplinare a maggio, 30 maggio del 2019, me lo ricordo ancora. Con questo, diciamo, io lo chiamai, quando lo presentai ai colleghi nella sala riunioni che avete visto prima nella diapositiva, lo chiamai il GOM fatto in casa, di handmade GOM, nel senso che partiva da un'esperienza che io mi portavo dietro dall'ospedale di Perugia, da cui provengo, di provare a sistematizzare una serie di concetti. Si tratta praticamente di un modello organizzativo, quello del GOM, che si realizza a livello di ospedale, a livello di più ospedali, e poi, come vedremo anche un pochino più avanti, forse nel corso della presentazione, è un modello organizzativo che si estende alla rete. Sapete che esiste una rete oncologica del Veneto che si estende alla regione,
il Molecular Tumor Board, quello di cui parlavamo in quella riunione del 2019, è un sistema di comunicazione sulle caratteristiche molecolari delle neoplasie che coinvolge tutti gli specialisti della regione, e quindi è un modello cioè bisogna lavorare insieme su scala sempre più grande per affrontare problemi sempre più complessi. Questo è sostanzialmente il concetto, è un concetto che è ben sistematizzato anche a livello legislativo. Per esempio esiste il famoso DM70 che a chi ha fatto un concorso da primario in oncologia sta particolarmente antipatico, perché te lo chiedono sempre, che praticamente stabilisce i volumi assistenziali per le varie patologie. Dice: tu non devi fare questa cosa se non la sa fare bene. Se per esempio il centro di riferimento del Veneto del carcinoma del pancreas è a Verona, perché c'è un volume di attività chirurgica che è molto importante. Quindi mettersi in rete serve anche a acquisire esperienze, a fare volumi assistenziali adeguati. Il modello organizzativo dei GOM, cioè dei gruppi oncologici, è un modello quindi che non solo ha robusti dati di letteratura alle spalle che lo avvallano, ma è incardinato anche in un contesto legislativo che gli dà valore e accreditamento, e la possibilità di declinare lo stesso modello per le diverse discipline è quello che si è provato a creare con l'impulso della dottoressa Chiari nel momento in cui si è venuta a creare l'opportunità di percorrere questa strada, e che ha condiviso e ha reso possibile anche a livello delle neoplasie ginecologiche la nostra partecipazione in questo senso. Quello che vi offro adesso è una piccola excursus, diciamo, dal punto di vista chirurgico e da un punto di vista chirurgico ginecologico sulle principali neoplasie ecco, prima quindi introduciamo un attimo esattamente che cos'è il gruppo oncologico multidisciplinare. Come vedete ci sono diversi professionisti, che c'è un core team, cioè un gruppo che ci deve essere sempre, qualsiasi sia la neoplasia di cui si parla, quindi l'oncologo, il radioterapista, il radiologo e l'anatomopatologo, e poi i vari gruppi oncologici multidisciplinari si specializzano sulla base della presenza del chirurgo di riferimento, che sarà, come in questo caso l'enoplasia ginecologica, il dottor Dorizzi, sarà nel caso dell'enoplasia del testa-collo, noi abbiamo il dottor Cristalli, i chirurghi del tratto gastrointestinale dedicati, gli urologi e così via. E quello che è molto importante è produrre un referto condiviso, e condiviso significa che io mi prendo la responsabilità di quello che scrivo insieme agli altri professionisti, quindi con una firma che può essere elettronico, può essere fatta a mano, ma che deve essere una firma. E poi invece è un momento quindi di incontro solo fra professionisti, in cui io prendo una decisione condivisa sul paziente e la referto, firmando questo referto. Un secondo momento, l'output del gruppo oncologico multidisciplinare può essere la visita multidisciplinare, cioè che io e il dottor Dorizzi vediamo insieme la paziente. Anche questo è un momento che piace molto, che rassicura il paziente, sapere che i due professionisti la pensano alla stessa maniera e che ci mettono la faccia di fronte al paziente, è una cosa che è molto importante, è dimostrato che migliora il percorso di cura del paziente. Poi ci permette eventualmente di confrontarci con chi ne sa ancora di più di noi, che magari ha una casistica più importante. E così abbiamo strutturato questi gruppi oncologici multidisciplinari Padova Sud. Perché ne parliamo ora dopo la pandemia? Ne parliamo dopo la pandemia perché la pandemia ci ha portato a riflettere sulla distanza, no? Per effetto dei diversi DPCM che si sono alternati e che ci hanno imposto delle regole di vita in cui
la distanza sembrava essere così il filo conduttore. In realtà la distanza ha diciamo posto le basi per diverse invece opportunità per essere attenuata, per essere in qualche modo sconfitta. E così abbiamo imparato ad implementare la nostra capacità di utilizzo delle tecnologie e ci sono stati messi a disposizione dei mezzi di comunicazione, come per esempio la piattaforma web che utilizziamo attualmente per il GOM ginecologico, che si chiama Health Meeting, ed è una piattaforma che la nostra azienda ha messo a disposizione dei GOM di Padova Sud, e con orgoglio posso dire che il GOM ginecologico è stato diciamo un po' il pioniere in questo senso dal punto di vista dell'utilizzo di questa piattaforma. Il GOM ginecologico su piattaforma Health Meeting in realtà è un modello che è estendibile anche a tutte le altre ovviamente diverse branche che possono attivare questo percorso, ed è un modello che ci consente di entrare fisicamente anche in contatto con il paziente, perché lo possiamo fare attraverso la telemedicina, che non è il futuro ma rappresenta il presente, ma soprattutto mette a disposizione dei professionisti un sistema integrato che consente di acquisire tutte le informazioni del paziente e di poterle condividere, i referti di laboratorio, i referti strumentali di radiologia, di poter visualizzare le immagini, di poterlo fare in presenza per i professionisti che sono fisicamente presenti, ma di poterlo attivare anche attraverso i canali telematici in streaming, e quindi poter condividere le stesse immagini e gli stessi ragionamenti che riguardano quel paziente o quella paziente anche con colleghi lontani, con colleghi distanti. Ed ecco così che la distanza non diventa più un motivo di allontanamento, ma può diventare invece un'opportunità per potersi comunque confrontare sulle tematiche, con la finalità ovviamente di curare al meglio il paziente. Infatti appunto da questa diapositiva vedete che c'è scritto Padova Sud, perché la nostra ASL, la ASL 6, è enorme, ha 1 milione di abitanti e ha 4 presidi ospedalieri: l'ospedale Uniti Padova Sud, Piove di Sacco, Cittadella, Campo San Piero. Ecco, Padova Sud sta a indicare che mettiamo insieme i professionisti sia di ospedale Uniti Padova Sud che di Piove di Sacco. Come vedete, l'ultimo punto per il polmone, essendo una patologia in cui non in tutti gli ospedali ci sono le facilities per arrivare alla diagnosi, cioè non c'è la broncoscopia dappertutto, ma c'è soltanto in un ospedale in questo momento, che è l'ospedale di Cittadella, quindi il servizio degli pneumologi, che è un servizio centrale per poter arrivare alla fase diagnostica. Abbiamo pensato addirittura a un gruppo oncologico multidisciplinare su ampia scala. Ecco, dico in anteprima che la prima riunione telematica di tutti i gruppi oncologici multidisciplinari che seguiranno il modello del GOM ginecologico sarà nella seconda settimana di luglio. Quindi il modello che useremo, che anche per le altre patologie, è quello di un modello misto, in cui c'è un gruppo che si riunisce in presenza attorno a un tavolo in radiologia con un microfono che permette a tutti i partecipanti di intervenire, di essere ascoltati e di essere sentiti da tutti, anche da coloro che si connettono da un altro ospedale, e in maniera importante, come diceva il dottor Dorizzi, di visionare tutte le immagini, tutta la documentazione clinica del paziente, per formalizzare alla fine questo referto con una firma digitale che è soltanto dei partecipanti. Ecco, un'altra opportunità che può offrire questo tipo di piattaforma è quella di consentire, per esempio, l'interfaccia anche con professionisti che abitualmente non partecipano di default, mi viene da dire, ai GOM, e quindi per esempio interfacciarsi anche con il medico di medicina generale che ha in carico un paziente o una paziente, e quindi poter acquisire ulteriori informazioni, ulteriori dati
utili e finalizzati ovviamente a personalizzare sempre meglio la cura in funzione di ciò che proprio si diceva in apertura di questo incontro, e cioè di diciamo, seguire un modello che ha solide basi e incardinato in un contesto anche legislativo importante, ma che poi diventa nella pratica quotidiana un modello di comunicazione personalizzata e che può declinare tutto ciò che noi conosciamo e sappiamo diciamo, come protocolli o come linee guida in funzione di quel singolo paziente e rendere la terapia la più personalizzata possibile. Ecco, infatti durante il Covid abbiamo avuto un sacco di esperienze di avvicinarsi ai pazienti anche con il mezzo informatico. Health Meeting è anche lo stesso strumento che utilizziamo per fare le visite in telemedicina. Voi mi direte, è spersonalizzante la comunicazione così attraverso un video, è spersonalizzante? Ecco, io vi racconto un episodio. Una signora mi chiamò una mattina per disdire la sua visita di follow up perché anziana, perché non vaccinata durante la fase pandemica in cui avevamo tantissimi casi, e io proposi attraverso il telefonino della figlia di fare questa visita in telemedicina. Ecco, la signora, abbiamo riaperto un pochino, oddio, l'oncologia non ha mai chiuso, però insomma gli ospedali hanno chiuso abbastanza, soprattutto per quanto riguarda l'attività chirurgica, mi ha portato una torta. Quindi era proprio stata felice di questo contatto umano che, per quanto attraverso uno schermo, è comunque meglio della telefonata, è comunque meglio del referto mandato così dicendo: ho guardato la tua TAC e la tua radiografia, va tutto bene. È comunque un incontro. E in oncologia incontrare il paziente fisicamente, entrare in relazione con il paziente è metà della cura, non sto esagerando, è veramente importante, è una parte integrante del nostro lavoro. Vi rubo anche qualche minuto per dare, come anticipavo prima, un piccolo punto di vista chirurgico al quale magari seguirà poi la dottoressa Chiari con invece qualche spunto di riflessione più prettamente oncologico per quanto riguarda le neoplasie ginecologiche. Quello che sappiamo attualmente oggi è in generale che allo stato attuale dell'arte non esistono dei criteri o degli esami clinici o strumentali in presenza di una massa pelvica o ovarica maligna in grado di effettuare uno screening precoce o comunque di essere identificativi immediatamente in maniera primaria, in maniera preventiva di una patologia ovarica importante. Non è così invece per quanto riguarda le neoplasie dell'utero, dove invece esiste un sintomo cardine, un sintomo guida, che è il sanguinamento atipico, il sanguinamento uterino, e la presenza del quale innesca una serie di diciamo valutazioni dal punto di vista specialistico che portano quasi sempre alla diagnosi. L'intervallo che intercorre tra la comparsa del sintomo e la diagnosi è il più importante fattore prognostico di sopravvivenza, quindi l'invito è quello a non sottovalutare mai un sintomo, soprattutto in età perimenopausale o postmenopausale, come quello che può essere un sanguinamento uterino, perché qui davvero possiamo arrivare alla diagnosi precocemente ed essere efficaci nella terapia. La stadiazione chirurgica attualmente delle neoplasie ginecologiche è fondamentale non solo per avere una diagnosi corretta, ma anche diciamo dal punto di vista prognostico, perché è il principale determinante sulla sopravvivenza. Ed è pertanto importante... E su quel punto si gioca la bravura del chirurgo, questo è importante dirlo, perché non è una chirurgia per tutti, è una chirurgia che deve fare chi sa fare. Bisogna fare una stadiazione linfonodale assolutamente adeguata, i campionamenti sul peritoneo e quant'altro. Questo è una cosa che deve fare un chirurgo che ha una casistica. Ecco, il dottor Dorizzi per esempio ha la casistica, può fare questo intervento. Non tutti i ginecologi sanno fare questo intervento. Da questo punto di vista esistono un sacco di strumenti per i pazienti per
anche informati su questa cosa. Ecco, grazie, ti ringrazio Rita. E in realtà il ragionamento è legato al fatto che una chirurgia che deve affrontare un grande nemico è necessariamente, come lo sono anche le armi terapeutiche ovviamente a disposizione, deve essere una chirurgia importante, quindi grande nemico, grande arma, arma potente, e quindi sono chirurgie che possono impattare sulla qualità della vita, non solo in termini di ricovero ospedaliero, ma anche come possibili sequele, possibile recupero nel post-operatorio e ritorno alle proprie normali abitudini. Quindi la bilancia che deve sempre tener conto, di cui sempre dobbiamo tener conto come chirurghi, ma in generale come medici, è quella per cui il nostro massimo sforzo terapeutico diciamo, è bilanciato anche da un aumento a volte della morbosità, si dice, cioè diciamo di quelle piccoli o grandi sofferenze o difficoltà che possono costellare poi il percorso di cura. E è per questo che la tecnologia di cui ci possiamo avvalere e di cui ci dobbiamo avvalere è una tecnologia che nel corso del tempo ha acquisito sempre maggiore specificità e sempre minore diciamo invasività, per cui gli strumenti che noi adottiamo oggi e le sale operatorie di cui noi ci avvaliamo oggi sono quasi ci calano quasi in uno scenario, in un teatro fantascientifico o da film di fantascienza, perché le sale operatorie e la strumentazione anche robotica di recente acquisizione, per esempio per l'ospedale di Schiavonia, ma presente da molto tempo nel presidio di Campo San Piero, e quindi è una dotazione che la nostra ULSS ci rende disponibile, ci consentono di poter bilanciare al meglio questi due aspetti importanti della bilancia. Quello che noi dobbiamo tenere presente, come si diceva però all'inizio, è anche che dobbiamo essere capaci di cambiare la nostra mentalità, capaci di interagire tra di noi e con il paziente per ottimizzare il percorso di cura. E quindi il cambiamento di mentalità non ha significato semplicemente adottare strumentazione differente rispetto al passato. Una volta si diceva grande taglio, grande chirurgo, oggi non è più così, per fortuna. È possibile ottenere una importante radicalità chirurgica, si dice in oncologia, anche attraverso piccole incisioni che vengono effettuate, quindi attraverso approcci mini-invasivi tipo laparoscopico, e il robot non è altro che un'evoluzione della chirurgia laparoscopica, ma anche cambiamento di mentalità per i sanitari nell'organizzarsi nella strutturazione del percorso ospedaliero, nella presa in carico della paziente, nella fase di ospedalizzazione e nel follow-up. E quindi il modo di lavorare, anche qui ritorna, è quello in equipe, quello attraverso i gruppi di lavoro, attraverso la multidisciplinarietà. La strategia chirurgica che noi adottiamo mi piace raccontare che è un modo di operare attraverso il buco della serratura, ma non è detto che quello che noi vediamo attraverso un foro piccolo non sia altrettanto evidente, perché la possibilità che noi abbiamo attraverso le telecamere di vedere dettagli anatomici estremamente raffinati, estremamente sofisticati, non è possibile a occhio nudo. E quando noi andiamo a lavorare in spazi molto stretti, per esempio nella chirurgia ginecologica, la pelvi femminile è così un crogiuolo, mi viene da dire, di numerose strutture di vitale importanza che non riguardano solo il ginecologo, ma sono strutture che convergono in quel punto anche da distretti molto differenti, come il distretto gastroenterico, il distretto urinario, urinale, e quindi e poi naturalmente tutta l'innervazione della pelvi devono essere tenuti presenti, perché condizionano il post-operatorio. E quindi quello che noi vediamo ingrandito siamo in grado di trattarlo meglio, con maggiore rispetto, e trattando con maggiore rispetto piccoli dettagli anatomici otteniamo un risultato migliore, non solo dal punto di vista estetico, perché non si tratta di, o magari non solamente, ecco, di avere qualche piccolo foro anziché un grande taglio, ma anche proprio dal punto di vista di una migliore qualità della vita, un più rapido recupero nel post-operatorio, la possibilità per esempio in
situazioni di patologia oncologica di accedere molto più rapidamente ai trattamenti successivi se sono necessari, e in questo caso credo che Rita possa avvallare o avvalorare, ecco, questa riflessione, questo ragionamento, e in generale di ritornare alle proprie abitudini in tempi molto più rapidi, oltre che un guadagno immediato sui tempi di degenza e sul recupero nel post-operatorio. La magnificazione dell'immagine, e qui mi rifaccio a quanto dicevo prima, ci consente di identificare anche piccole singole fibre nervose, e questo ha dei risvolti estremamente importanti non solo nel macroscopico, quindi nella continenza per quanto riguarda per esempio gli aspetti dell'apparato genitale femminile, che sono focalmente incentrati in luoghi, in spazi in cui insistono anche strutture importanti come la vescica o l'intestino, ma anche per esempio nella ripresa e nelle abitudini della vita sessuale, che si ripercuotono necessariamente anche su una serie di sequele successive di non poco conto, soprattutto se ovviamente teniamo presente una serie di patologie ginecologiche che investono a tutto tondo e a largo spettro tutte le età della donna e della vita femminile. E quindi mantenere l'adeguatezza della stadiazione chirurgica è il nostro obiettivo, e la laparoscopia ce lo consente, la chirurgia robotica ce lo consente, limitando la morbilità legata all'intervento. In questo modo facciamo meta, e lo facciamo rimanendo in squadra. Perché in squadra? Perché come si è visto anche prima nelle diapositive precedenti, è con le competenze dei singoli professionisti che si interfacciano e si intercambiano non solo al letto del paziente, ma anche nel condividerne il percorso preoperatorio e post-operatorio, che si può ottenere un percorso di cura efficace. E quindi non è la paziente che si sposta di qua e di là, ma sono i diversi professionisti che ruotano attorno alla paziente. Questo è un cambio di mentalità, un cambio di rotta importante, e lo dico dal punto di vista di operatore sanitario, che abbiamo interiorizzato, che abbiamo acquisito, e che si declina per esempio nel nostro percorso chirurgico attraverso una fase preoperatoria nella quale la paziente è al centro della scelta terapeutica, deve essere rigorosamente informata e dettagliatamente informata sul programma chirurgico, perché è necessaria l'adesione a un percorso di cura, e non lo può fare da solo il ginecologo, devono essere coinvolti anche gli altri professionisti, l'oncologo, ma in alcuni casi può essere necessario l'approccio del fisioterapista piuttosto che del nutrizionista, e quindi ci sono diverse figure che si alternano e che possono essere chiamate in causa di volta in volta a rendere più efficace la terapia e a migliorare l'esito e il decorso post-operatorio. Naturalmente l'anestesista nella fase operatoria, che ci aiuta a rendere più efficace la nostra tecnologia e la nostra tecnica operatoria, che è mini-invasiva, ma vuol dire anche utilizzare strumenti delicati, vuol dire utilizzare bassi volumi di gas che si utilizzano per gonfiare l'addome e consentire di portare a termine l'intervento senza poi avere sequele importanti dal punto di vista del post-operatorio per quanto riguarda il dolore, per esempio, e mantenere una normotermia intraoperatoria. Qui i nostri anestesisti sono ormai estremamente complici, direi, nel consentirci questo tipo di chirurgia con questo tipo di risultati. E così pure nella fase post-operatoria cerchiamo di evitare tutti quei presidi che possono incorrere invece in difficoltà, complicanze, prolungamento della degenza, come i sondini nasogastrici, i drenaggi chirurgici, il catetere vescicale. Questo perché? Perché per quanto ci riguarda il paradigma rimane quello di una chirurgia gentile, una chirurgia che si occupa di donne, che si occupa anche di patologie complesse, di patologia neoplastica, ma che riguarda il mondo femminile, non può che essere una chirurgia
femminile, una chirurgia gentile in questo senso, e quindi ne facciamo una questione di qualità, perché la leggerezza con la quale cerchiamo di approcciarci a questo tipo di pazienti non può essere confinata solamente alla leggerezza dei nostri strumenti, ma necessariamente anche alla leggerezza delle nostre parole, alla leggerezza della nostra comunicazione, che non significa superficialità, ma significa posarci con uno sguardo femminile su corpi femminili. E con questo vi ringrazio e passo la parola a Rita. Sì, io riprendo volentieri la palla. Togliendo un attimo la diapositiva, rimettiamoci un attimo in presenza, così ci sentiamo più sciolti nel parlare. Il concetto che ha esplicitato Carlo è quello che io rappresento con il tempio. La malattia oncologica lo dovete vedere come un tempio. Questo tempio prima era fatto da 3 colonne, c'era da una parte il chirurgo, dall'altra l'oncologo, le 2 forse colonne esterne, e in mezzo il radioterapista, che è molto importante anche lui perché collabora con il chirurgo nel controllo loco-regionale della malattia. Ecco, la terza colonna, quella dell'oncologo medico, ora si è sdoppiata, è diventata altre 3 colonne, quindi il tempio è fatto da 6 colonne. Non c'è soltanto la chemioterapia, ma si sono affiancate le terapie a bersaglio molecolare e l'immunoterapia, quindi dei farmaci nuovi che lavorano in maniera diversa, sono dei farmaci più intelligenti rispetto alla chemioterapia. Questo non vuol dire che la chemioterapia si toglie, altrimenti il tempio cade. Vuol dire che alla chemioterapia si vanno a affiancare altre armi. L'oncologo ha altre armi che cominciano a funzionare in tante patologie. Adesso stavamo utilizzando l'esempio delle neoplasie ginecologiche. La neoplasia con una mortalità più alta nel ginecologico è sicuramente le neoplasie dell'ovaio. Ecco, c'è stata una rivoluzione negli ultimi anni dal punto di vista farmacologico, che è venuta con dei farmaci intelligenti, dei farmaci a bersaglio molecolare che agiscono su PARP, che è un sistema di riparo del DNA. Bloccando questo sistema, che è alterato particolarmente in coloro che hanno una mutazione, la mutazione del gene Jolie, quella di BRCA, il gene che ha portato alla ribalta, alla conoscenza da parte del grande pubblico Angelina Jolie, ma questo gene è spesso mutato nelle neoplasie dell'ovaio, e la terapia di mantenimento dopo una chemioterapia di induzione e una buona chirurgia, quindi un lavoro di squadra multidisciplinare con l'inibitore di PARP, ha cambiato in maniera radicale la sopravvivenza delle pazienti. Donne che magari recidivavano, cioè ritornava fuori la malattia dopo 10-15 mesi, ora noi le continuiamo a trattare con un farmaco per bocca, che è uguale al farmaco della pressione che uno prende normalmente, per 40, 50, 60 mesi, per molti anni prima di dover rifare la chemioterapia. Quindi esistono questi farmaci a bersaglio molecolare o un'altra classe di farmaci di immunoterapia che invece stanno prendendo un ruolo molto importante nei melanomi, nei tumori del polmone, nei tumori del testa-collo, che invece sfrutta un altro principio, cioè quello di far attivare il sistema immunitario del paziente per agire contro la neoplasia, per ammazzare lui direttamente le cellule tumorali. Quindi abbiamo tante più armi che si traducono in che cosa? In un miglioramento della sopravvivenza per molte neoplasie. Siamo passati negli ultimi 10 anni, questi sono dati di IOM-AIRTUM, cioè dati della Società Nazionale di Oncologia, di cui sono consigliere nazionale, e di AIRTUM, che è il registro tumori, in pochi anni, in 5-6 anni, da 2.500.000 lungo sopravviventi, cioè persone guarite dal cancro, a 3.300.000 in pochi anni, 5 anni. Questo è il risultato del lavoro
di tutti, del miglioramento tecnologico della chirurgia, del miglioramento tecnologico della radioterapia e del fatto che in oncologia vengono approvati 9-10 farmaci per nuove indicazioni ogni anno. Quindi è una materia che è in continua evoluzione, in cui dobbiamo studiare tanto, in cui non esiste più neanche l'oncologo tuttologo, esiste l'oncologo che si occupa di neoplasie ginecologiche, quello che si occupa di neoplasie polmonari, quello che si occupa di mammella, e capite che in una realtà che cambia, dobbiamo cambiare anche noi. Questo è quello che abbiamo provato a trasmettere e a mettere in pratica in questi anni, anche attraverso l'istituzione dei gruppi oncologici multidisciplinari. E un'altra cosa a cui volevo accennare, se mettiamo di nuovo la diapositiva, è quello che stiamo creando. Vedete, ci sono due booklet. Questa foto che ricorre sono sempre io senza faccia, come vedete nelle nostre diapositive, per la privacy, perché appunto è un'immagine che possiamo utilizzare senza dover chiedere chissà quali autorizzazioni, che con il fiocchetto, che è diventato un simbolo della lotta alle neoplasie femminili, sancisce anche la delibera da parte della nostra ASL di un percorso senologico anche per Padova Sud, quindi per i due ospedali di Schiavonia e di Piove di Sacco, che è in fase di approvazione. Chiaramente le competenze e le professionalità per gestire il percorso mammella esistono già. Si tratta semplicemente di declinare in maniera molto precisa e molto puntuale queste competenze, di definire sempre chi fa che cosa, quando fa quella cosa e perché, per quale indicazione si fa quella cosa, in maniera molto precisa e molto dettagliata. Questo è anche quello che si fa con i PDT a livello regionale. Ecco, noi l'abbiamo ribaltato sulla nostra realtà, perché giocare in rete significa portare la rete a protezione di tutti i pazienti e lavorare meglio, ottenere migliori risultati anche in termini di sopravvivenza dei nostri pazienti. In quest'ottica vogliamo giocare in rete anche con tutte le professionalità della regione, perché la rete è un'opportunità anche di fare ricerca. La ricerca clinica non è più discosta dalla pratica clinica, cioè quello che noi produciamo come risultati della ricerca clinica, che portano innovazione, che portano alla approvazione di questi 9-10 farmaci per nuove indicazioni l'anno in oncologia, deve diventare una modalità operativa nella nostra vita di tutti i giorni, cioè misurare, raccogliere dati, analizzare dati, perché soltanto da questo vengono fuori dei risultati che portano a innovazione e cambiamento. E penso che con questo più o meno le informazioni che volevamo dare le abbiamo concluse, sì. E quindi adesso guardiamo un attimo, diventiamo noiosi, guardiamo un attimo quello che è arrivato nella chat come domande, sì, e proviamo a rispondere. Va bene. Allora, leggo io la prima domanda. Una paziente che venga presa in carico presso i vostri servizi entra automaticamente nel percorso dei GOM? Quali sono i requisiti? Assolutamente sì. L'accesso al GOM può avvenire, cioè la paziente può essere proposta da qualunque professionista, generalmente sì. Diciamo anche dallo stesso medico di base, come anche il medico di base potrebbe proporre o porre all'attenzione, interfacciandosi direttamente con uno dei responsabili. Parlo per quanto mi compete naturalmente, ma è evidente che la cosa, come avete capito, è estendibile un po' a tutte le discipline, quindi o direttamente con me per quanto riguarda le neoplasie ginecologiche, o con la dottoressa Chiari, oppure con un medico di riferimento, con il proprio ginecologo curante che si mette in contatto con noi, o con il medico di base. Ma potrebbe essere anche segnalata, per esempio, dall'oncologa stessa, certo. Perché ne viene in contatto
durante le valutazioni ambulatoriali piuttosto che dal radioterapista o dalla... O anche molti pazienti che vengono direttamente ricoverati in ospedale per questi sintomi durante il ricovero ospedaliero, noi facciamo delle consulenze e prendiamo in carico direttamente durante il ricovero il paziente che inizia il suo percorso. Questo te la leggo io perché è molto interessante, sì, proprio per te. Come si accede alle nuove cure per il cancro ovarico? Allora, questo è una cosa che mi piace spiegare perché è importante che le pazienti sappiano. Come dicevo, questi inibitori di PARP hanno cambiato il paradigma della terapia del carcinoma dell'ovaio, tanto è vero che oggi, al momento della diagnosi, sul pezzo operatorio che ci danno i ginecologi viene mandato questo pezzo operatorio per sequenziare i 2 geni che conosciamo, che sono BRCA1 e BRCA2, che sono 2 geni enormi, lunghissimi, uno da 13 esoni e uno 17 esoni, quindi ci vuole quasi un mese per avere questo risultato. Questo è una cosa che viene fatta in rete, cioè la paziente non deve fare niente, è l'ospedale che manda automaticamente al centro di riferimento che qui a Padova è fatto dal professor Montagna, l'analisi da fare del BRCA viene fatta a tutte, quindi in base all'indicazione che ha il farmaco, se la paziente rientra in quella indicazione può accedere alla terapia da qualsiasi punto della rete, sia se accede al centro hub che al centro SPOC. Ecco, il farmaco deve essere prescritto da un oncologo perché non sono caramelle. È importante che la stewardship, cioè la leadership, tenere le redini, venga fatto da uno specialista perché essendo un farmaco ha degli effetti collaterali, ha un costo e non a caso il Ministro della Salute ha deciso che possono essere prescritti soltanto in ambito ospedaliero e nelle strutture pubbliche. Voglio dire, un oncologo che lavora nel privato e che è in pensione non può prescrivere farmaci di ultima generazione. Va bene, va bene. Non so se ci sono altre domande, altrimenti le potete lasciare nei commenti al video e cercheremo di rispondere, di essere puntuali anche attraverso i canali istituzionali o le nostre mail personali. Io volevo fare un ultimo riferimento al linguaggio proprio perché prima di salutarvi, proprio perché appunto tu facevi riferimento prima alla chirurgia gentile, ecco anche il linguaggio nell'oncologia deve essere un linguaggio gentile. Questo non vuol dire non chiamare le cose con il proprio nome. No. Il cancro si chiama cancro, la chemioterapia si chiama chemioterapia, ma accanto alla cancro c'è la cura, accanto alla chemioterapia che fa cadere i capelli c'è il fatto che poi i capelli ricrescono e quindi c'è il fatto di fare il percorso di cura insieme con i nostri pazienti. E io spesso dico che l'oncologo è il ponte, è quello che fa insieme con il paziente la strada che è segnata dal giorno della diagnosi di questa patologia. Questa strada può essere in salita, può essere in pianura, può essere in discesa, ci sono molte persone che guariscono, ma il nostro compito è di fare questa strada insieme con professionalità ma anche mettendoci il cuore. Grazie. Grazie a tutti.